Una nuova rotatoria sta per sorgere in una strada dove gli incidenti purtroppo non mancano, è la 387. Sindaco Congu, progetto già presentato e siamo quasi alle battute finali. Sì, esatto, abbiamo trovato una forma di collaborazione con l'ANAS, infatti credo che sia la prima volta che il comune di Selagius realizza un progetto per conto dell'ANAS, cioè abbiamo realizzato noi il progetto che si trova all'intersezione tra la 387 e l'ex provinciale, la strada per l'osservatorio astronomico. Noi abbiamo realizzato il progetto e la realizzazione dell'opera è totalmente a carico dell'ANAS, che già ha i fondi, per cui stiamo per trasmettere il progetto definitivo esecutivo all'ANAS. Da quel momento in poi l'ANAS provvederà a realizzare l'opera. Diciamo che è un'opera molto importante, anche a seguito della realizzazione dell'osservatorio astronomico in quella che è la ex polveriera di Cucuru Angius. Stiamo parlando di una struttura molto importante di oltre 5 ettari, all'interno del quale si trovano già oggi tutti i laboratori dell'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, ma che vede anche impegnata l'ASI nella realizzazione degli spazi dove troveranno appunto occupazione gli scienziati dell'ASI che sono in diretto contatto con l'osservatorio astronomico di San Basilio. C'è una questione naturalmente legata alla sicurezza, lì gli incidenti sono tanti, sono stati anche dei mortali. Entro l'anno sarà possibile dunque vedere la rotonda? La rotonda non dipende da noi come tempi di esecuzione, in quanto sono interamente delegati all'ANAS i tempi di esecuzione di quest'opera. Noi entro pochi mesi dobbiamo trasmettere per forza il progetto definitivo esecutivo e la nostra piccola parte finisce lì. Di Però, sicuro entro l'anno lo esatto. No, entro pochi mesi il progetto deve essere trasmesso, non entro l'anno, non scherziamo. Poi certo apriremo un tavolo di contatto e di discussione continua con l'ANAS per la realizzazione dell'opera, che deve avvenire il prima possibile, anche perché noi stiamo puntando a completamento le opere sull'osservatorio astronomico. Ricordiamoci che ci sono 7 milioni di euro di opere aggiuntive ai già 7 milioni realizzate, per cui in quel punto del nostro territorio andremo a trovare circa 140 dipendenti tra INAF e ASI, cioè scienziati che vanno lì a lavorare, e io credo che loro ci devono, è un obbligo nei confronti di questo grande polo scientifico che sta nascendo, far sì che le persone che vanno a lavorare in quel luogo ci arrivino in modo sicuro. Infatti l'anno scorso, grazie a un finanziamento della Protezione Civile, noi abbiamo già realizzato la bretella che collega la 387 all'osservatorio astronomico. Abbiamo realizzato la strada, abbiamo asfaltato la strada, abbiamo eliminato almeno la pericolosità sul territorio comunale, per cui è importante che ANAS e Comune trovino la sinergia per realizzare l'opera il prima possibile. Sicurezza vuol dire anche autovelox, sono state un po' di polemiche su uno installato, sì, con alcune multe fioccate. Sì, no, quello, allora, l'autovelox, stiamo parlando dell'autovelox sulla 131 DIR. Paolo, è un autovelox che non ha voluto espressamente il comune di Seraggio, ma è un autovelox che è venuto fuori da un dibattito molto stretto tra il comando della Polizia Municipale e l'amministrazione, ma anche la prefettura, l'ANAS, la polizia stradale, in quanto si è rilevato negli anni che c'era una media di circa 200 incidenti stradali all'anno nell'intersezione tra la 131 DIR e la bretella che collega la 554 alla 131 DIR, in quanto le macchine che si mettevano dalla bretella nella 131 DIR andavano in collisione con chi proveniva da Cagliari direzione Sassari. La cosa che può essere messa in evidenza è che non solo il comune di Seraggio ha messo l'autovelox, ma anche l'ANAS ha montato, non so se avete notato, i box blu, che sono box che hanno doppia funzione. O li utilizza l'ANAS come lettori di passaggi di auto orari, cioè come semplice elemento statistico, oppure li utilizza la polizia stradale appunto per montare il proprio autovelox. Ovviamente la differenza è che mentre il nostro è lì e tutti lo sanno, quello che monta la polizia stradale, sia chiaro, nessuno sa quando viene montato, per cui è diciamo un obbligo
dei cittadini che percorrono quella strada rispettare i limiti di velocità, in quanto la 131 DIR è una strada a elevatissimo numero di passaggi di auto e di conseguenza elevatissimo pericolo incidenti gravi. Infatti è più volte all'anno che quella strada, per effetto del non rispetto dei limiti di velocità, viene chiusa al traffico per incidenti stradali gravi.